Una 3 giorni all'insegna dello sport e della sana competizione presso l'Oceano Mare di San Leone per il primo torneo maschile di beach tennis, uno degli sport da spiaggia più amati dagli agrigentini. Al torneo hanno preso parte ben 16 squadre che sotto il sole cocente di luglio si sono sfidate per aggiudicarsi il gradino più alto del podio. Alla fine della competizione il primo posto è andato alla coppia Peppe Amato e Davide Giudice, il secondo posto ad Alfonso Parmisano e Peppe Granada, terzo posto conquistato dai fratelli Salvatore ed Onofrio Vella. Abbiamo organizzato questo torneo di beach tennis amatoriale qua all'Oceano Mare solo per il divertimento di tanti players che ogni giorno si incontrano su queste splendide spiagge. Come potete vedere sono maschi, femmine, abbiamo tantissima gente che ama questo sport e abbiamo pensato di organizzare, grazie anche all'aiuto di molti sponsor dell'Oceano Mare stesso, questo splendido torneo, almeno a detta dei partecipanti, si stanno divertendo. Oggi è la giornata finale e siamo arrivati qua. Queste, come potete vedere, sono due delle squadre che arrivano al titolo, purtroppo una dovrà abdicare, però questo è lo sport e ci stiamo divertendo tanto. Abbiamo pensato di chiudere a 16 squadre in modo tale da avere la facilità di fare 4 gironi e ne passava 2 per girone. Abbiamo avuto richiesta di altre squadre, però purtroppo per questioni organizzative abbiamo dovuto chiudere a questo numero. Le spiagge insieme al beach volley sono gli sport sicuramente che vengono praticati maggiormente nelle nostre spiagge. In questi giorni abbiamo già organizzato il misto tra un ragazzo e una ragazza, ora invece questo è maschile, forse il prossimo mese organizzeremo un femminile per la gioia di tutte queste belle ragazze che stanno giocando. Ma a parte, vabbè, vorrei dire 2 parole per l'organizzazione pazzesca, fantastici tutti, organizzazione del torneo, ombrelloni, serie, perché comunque gestire 16 squadre non è semplice, per fare gironi, poi quarti, semifinale, finale, quindi complimenti agli organizzatori, ragazzi tutti fantastici, non c'è stata una contestazione, non c'è stata sempre armonia e serenità, e niente, abbiamo giocato, ci siamo divertiti, hanno assolutamente meritato di vincere questa finale, sono stati veramente bravi e alla prossima!